derby sono sempre belli da vincere e ciò che è successo all'Accademia Trapani nella terza giornata del girone A di eccellenza siciliana 2-1 al San Vito Lo Capo, che fece fuori anche in quella finale playoff di promozione nel lontano aprile 2023. Melillo ripristina la formazione tipo dopo il turnover di Coppa, confermato il nuovo arrivo De Castro in difesa, così come Comito che esprime ancora fiducia su Aouar, e Secan, l'uomo più pericoloso del primo tempo. Campanella lo serve, prima calcia al volo fuori, poi supera Pizzolato ma in rovesciata non inquadra la porta lasciata libera. Ottima la girata per evitare gli avversari, Pizzolato stavolta lo impegna in angolo. Sugli sviluppi ne esce un'innocua schiacciata di testa, si riscatta al 18esimo quando Cammareri effettua un cross perfetto. Secan colpisce e batte Pizzolato per l'1-0 dell'Accademia Trapani, terzo gol stagionale per il Gambiano, il secondo in campionato dopo quello alla super giovane Castelbuono. Il San Vito ha una grossa opportunità per pareggiarla, traversone profondo per Bulates, cerca il secondo palo ma lo sfiora, spreca anche Secan in contropiede, solo esterno della rete davanti Pizzolato. Nel finale di primo tempo calcio d'angolo per il San Vito con Fricano, ritrovato dopo 2 partite fuori, in mezzo per la testa di Emmanuel Aouar, l'oggetto misterioso, fa 1-1 al 43esimo, è il primo gol in Italia per il centrale ghanese classe 2002. Calagna ci prova dalla distanza al volo ma il suo tiro è da dimenticare. Gioie smorzate per il San Vito nella ripresa, Chiefo commette fallo su De Castro, l'argentino era già stato ammonito, doppio giallo dunque rosso, ospiti in 10 per mezz'ora abbondante. Fricano non mette il pallone giù, se lo prende Campanella che calcia sul palo. Accademia ancora presente con Secan a contatto con De Santis per cannata di Agrigento, è tutto regolare. Secan poi si vede respingere il suo tiro da Aouar, dopodiché offre un bel pallone per Nolfo di testa, scorre fuori. Ultimo quarto d'ora per Todaro, rientrato dall'infermeria dell'Accademia, che spinge ma Aouar va in anticipo, non però all'86esimo. Erbini mette in mezzo, il ghanese rimane lì, arriva Todaro che neanche calcia benissimo ma fa impazzire il sorrentino. A 4 dalla fine, 2-1 e gol al debutto con la nuova maglia per l'ex Fulgatore, nonostante l'infortunio che l'ha tenuto fermo. Vale 3 punti pesanti, sono 6 quelli in classifica dell'Accademia Trapani, a pari con il Gela, prima sconfitta stagionale per il San Vito dopo 5 pareggi su 5 partite in stagione. E adesso la panchina di Comito traballa in vista del match con l'Athletic Palermo. Per l'Accademia ci sarà la Folgore Castelvetrano dopo averla eliminata in Coppa.